Presidente, dica. Sì, volevo collegarmi a Nicola Rossi. Forse un'indagine che lo dobbiamo fare, visto che la Francia insegna con quello che è successo, la paura poi di uscire. Non abbiamo mai calcolato quello che sta succedendo, la paura della gente, cosa comporta, in modo egoistico, per quello che riguarda il nostro commercio. Non esco perché non mi sento sicuro, non mando i miei figli in centro per questo motivo. Questo non è quantificata questa cosa, ma questo è un danno che ci è. Infatti oggi, aspetta che do là anche, notizia di quest'oggi, sono vostri praticamente, di Montegrotto, i commercianti di Montegrotto che hanno lamentato e vogliono chiedere il loro risarcimento al comune perché c'è una bassissima illuminazione, a Montegrotto sono tappezzati di ladri e furti e perché c'è meno gente che fluisce, per fare un esempio, quindi adesso l'avvocato dirà se è una cosa ipotizzabile. Però nelle nostre indagini emerge chiaramente, cioè il fatto, noi siamo una società, cioè un'area territoriale, Padova, il terziario, le attività commerciali, servizi alla persona, servizi alle imprese, una forza notevole, 105.000 imprese in Camere di Commercio, parliamo di un territorio a fortissima vocazione imprenditoriale, con una forte vocazione turistica e sul terziario. Bene, vocazioni di questo tipo hanno necessità di sicurezza, perché io turista, io fruitore di certi servizi, scelgo delle aree, soprattutto nel mondo del turismo, scelgo le aree più tranquille, più sicure, scarto tutto quello abbiamo un che dato che possiamo dare. Il turismo, dove non sono più andati nei paesi praticamente Medio Oriente, si sono spostati. Questo è un dato tangibile. È un dato certo. Questo è un dato certo. E anche il calo anche il calo che stiamo assistendo in novembre è frutto del clima, è frutto di Parigi, perché è inevitabile, è così. Cesaro, secondo lei quanto va a influire questa situazione un po' generale, anche politica, perché tra l'altro sempre tra il sentiment c'è la percezione che poi la politica non agisca in modo importante, al di là di adesso degli atti di terrorismo dove si sta mobilitando, però per la questione di sicurezza non è percepita così rilevante. Ma vede, io ascolto e mi acculturo. Noi abbiamo un ministro degli interni che è Angelino Alfano. Penso che Angelino Alfano in qualsiasi altro posto al mondo farebbe al massimo amministratore di un condominio piccolo. Per il rispetto per gli amministratori. Per il rispetto anche per i condomini, piccoli anche. Per i condomini, neanche per i condomini, proprio per i condomini inteso come immobile. Allora l'accento era corretto. Cioè, voglio dire, c'è un poliziotto, no, un agente di polizia qua, no? Ma loro li arrestano e dopo un giorno sono fuori. Di chi è la responsabilità? Mia? Sua? Di Rossi? Di chi è la responsabilità? Io penso che se facessi un lavoro come lo sta facendo il nostro segretario del sindacato, mi verrebbe l'esaurimento nervoso, no? E sentiremo adesso in che situazione No, ma voglio dire, ma non è che ci bisogna fare tanti giri di parole, no? Cioè ci sono dei meccanismi politici in Italia e soprattutto ci sono dei centri di potere che impediscono quella che Sommariva prima citava come certezza della pena, la impediscono, perché in Italia tu non puoi fare qualcosa di politicamente scorretto, no? Cioè tu non puoi per esempio in Italia prendere un ladro e adesso il nostro governo, il ministro Alfano, bisogna dirle queste cose, la responsabilità politica, non personale, a me interessa un cavolo di Alfano, di Renzi, ma la responsabilità politica di queste persone bisogna tirarla fuori. Come fai a fare un decreto dove depenalizzi 122 reati, mi pare sia questo il numero, perché li consideri in qualche momento tenui, la tenuità del reato. Cioè se io vado a rubare da Sommariva, per dire, o dall'amico Baggio, vado a rubare, però gli dico, ti sto rubando qualcosa, ma lo faccio in maniera tenue, non è che ti rompo tanto le scatole, ti rubo tenuamente. Allora il pubblico ministero, il GUP, il GIP, come si chiama, dirà non lo perseguiamo questo, archiviamo bene. Perché uno che la prossima volta cambio reato, avvocato, magari poi mi faccio difendere da te, cambio, se del caso, cambio reato e anche quel reato è tenue, magari faccio, che ne so, insulto qualcuno, però lo insulto tenuamente, no? A parte che per un veneto insultare tenuamente è dura, ma mettiamo che riusciamo anche a farlo. Ma è questo il nostro paese, è il paese
non so se sono napoletani qua, è il paese di Pulcinella, ma in senso buono, cioè è il paese dove ognuno fa quello che crede e noi raccogliamo anche il fatto che prima, mi pare fosse sempre Sommariva che diceva sti qua cambiano partita IVA ogni anno. Ma funziona così, ma uno Stato serio dovrebbe dire ma non si può, ma c'è la legge. C'è stato un signore che governava tanti anni fa in Italia che disse a un altro signore che fu poi definito il prefetto di ferro: andate laggiù e sistemate il problema della mafia. Se le leggi non vi basteranno, io ne farò di nuove, ma ne farò applicare, questa è la differenza. Tu quando non so se tu arresti qualcuno, ma tu quando arresti qualcuno il giorno dopo te lo vedi in giro per le strade, cosa che pensi? Cioè gli agenti di polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, quando vanno a fare le retate al centro grossisti di Padova, che è a cadenza quasi ogni mese, ogni 20 giorni, tu senti che vanno lì e sequestrano 2.400.000 pezzi, vabbè. E dopo un mese ne sequestrano 3.650.000 pezzi. Io sono lì che prendo nota di sti numeri, no? Ma alla fine cosa cambia? Tu devi andare dove producono queste cose. E non è detto che sono sempre in Cina. La filiera. Non è detto che è sempre in Cina, è anche molto più vicino della Cina. Vai lì e li prendi lì dove nascono. Cioè tu non puoi... devi prevenirle queste cose qua. Ma se non c'è la volontà, non lo farai mai. Non c'è la volontà politica. Perché... Adesso parlo da politico, non da imprenditore. In Italia esiste il meccanismo, questa nostra democrazia, che secondo me vissuta così è fasulla, c'è un enorme voto di scambio. Cioè tu mi voti, io vado lì e io mantengo la tua rendita di posizione a prescindere da quello che tu fai. Scusa, perché Cesare, funziona così però, la democrazia in Italia. Stai dicendo una cosa importante, ma guarda che... Strano. No, nel senso... Mi starò sbagliando. No, dai. Quello che stai dicendo, il centro grossisti, noi siamo andati, c'era ancora il nostro presidente Zilio, è andato, ha fatto acquisti, tutto in nero, il primo bollettina, la prima, se lo facciamo noi come commercianti, domani abbiamo un negozio chiuso. Ma è normale. Però, ma allora vedi che c'è qualcosa che non torna qua. Non torna, ma i conti non tornano e neanche gli altri. Ma voglio dire, ma non è tanto il cinese che lui approfitta della nostra situazione, capisci? Tu non gli puoi permettere di approfittare. Quando vengono qui i finti prof, come si chiamano? Non mi ricordo neanche più, in Italia, e noi ce la prendiamo perché prendono 35 euro al giorno, ci costa, non è colpa loro. Loro approfittano. Se tu andassi in Arabia Saudita e ti permettessero di farti un pozzo di petrolio tuo, certo. Tu te lo prendi, ti porti a casa il petrolio, funziona così. Questi qua fanno tanto quanto noi gli permettiamo di fare e non è responsabilità come si chiama? Forze dell'ordine, no? Delle forze dell'ordine. La responsabilità è in capo ai politici, ma neanche dei magistrati. I magistrati interpretano quello che il politico legifera, ma se c'è un politico che ti dà delle direttive, finisco, la legge sulla legittima difesa non è una legge che è nata ieri, è una legge che è nata nel 1930 con il fascista Rocco e l'abbiamo mantenuta. La legge nel 1930 prevedeva una ampia discrezionalità e interpretazione da parte dei magistrati. È che a Roma, adesso non faccio apologia, ma ci mancherebbe, però a Roma c'era qualcuno che diceva la legittima difesa è sacra, cioè tu devi interpretarla come ti dico io. Pertanto non c'era magistratura democratica che tenesse, la interpretavano in maniera molto più estesa. Adesso se a Roma prima interviene Alfano, poi interviene il Papa, che effettivamente a tutti gli effetti è il nostro capo di Stato in qualche modo, no? Ecco, almeno per le apparizioni televisive, e dicono ma no, poverini, sbagliano, bisogna capirli, la tenuità, ma vengono, cos'è, il pauperani, com'è che si chiama? Che vengono da un momento di povertà, di problemi sociali, allora gli permettiamo di fare quello. Il problema è politico, Elena, il problema è politico. Cioè tu puoi mettere tutti i Confcommercio, Camere di Commercio, Zilio, Rossi, tutti quelli che vuoi, ma se non c'è quello che regge i patrii destini, si diceva una volta, che ha gli attributi, tu in Italia non risolverai mai niente, anche se il nostro comandante della Guardia di Finanza va tutti i giorni lì, ma se non c'è qualcuno che recide alla radice il male, e perché ha la volontà politica di farlo, non risolvi nulla, è solo, se mi concedete, aria fritta, che io contribuisco a creare, ma è solo ed esclusivamente aria fritta. Cesare, lei
quando ha parlato della depenalizzazione di tanti reati, tocca indirettamente due argomenti che poi sono forse il vero problema, quello del sovraffollamento delle carceri, quindi probabilmente, e anche il discorso proprio della lentezza giudiziaria, quindi probabilmente anche la decisione. Esiste. Ma se in Italia c'è un detenuto ogni 750... Quindi sono argomenti estremamente importanti. No, scusi, 700, non mi ricordo più. Comunque noi in Italia abbiamo 52-53 mila detenuti attualmente. Negli Stati Uniti d'America, lì è esagerato, ce ne sono 2,5 milioni. Io non voglio dire che in Italia dobbiamo essere arrestati tutti, perché faremo la gioia del nostro amico avvocato, però non è che funzioni così. Però non si può pensare che in Italia non perseguiamo i delinquenti perché non ci sono le carceri, bisogna fare le carceri. Renzi è venuto fuori l'altro giorno, No, ma ci sono che non vengono rese operative. Facciamo il ponte sullo stretto di Messina, ma stiamo di una via qua a testa, scusatemi il vernacolo, ma stiamo scherzando? Ma tu farai le carceri, metti dentro i delinquenti, non è che li devi lasciare dentro, perché noi inaspriamo le pene. Cosa hai fatto Alfano? Orlando, inaspriremo e abbiamo inasprito le pene per il reato, ma non c'entra niente, ma se tanto sto qua non fa un giorno di carcere, tu puoi dirgli che la pena è di 10 anni o di 10 mesi, non lo fa il carcere, e allora bisogna fare come in Inghilterra, come in Germania, come in Austria, non solo in America, dove uno viene preso che ruba, gli fanno fare non 6.000 anni di carcere, non serve a niente, gli fanno fare 2 mesi di carcere. Se sto qua non è un delinquente incallito, porca Eva, fa mai il carcere, è proprio sto qua, ma io sono limitato nella libertà, non posso vedere il Grande Fratello, vabbè che già quello sarebbe, non sarebbe neanche una pena, sarebbe un delitto, ma voglio dire, è così che funziona la giustizia, Elena, tutto certo, il resto no. Infatti, ma io, a questo proposito, lei tra l'altro è commerciante, imprenditore, è assessore nel comune di Padova, dove questo problema, come diceva Rossi, è sorto, è costato tra l'altro proprio un discorso anche di cambiamento radicale di vertici del sindaco, perché è stata questione della giustizia che ha cambiato le sorti. Come la vede la questione, oltre ad essere esponente politico? Rifacendoci a quanto diceva anche Cesaro, Rossi, Sobariva, quello che è emerso finora. Ma molto spesso si dice che un'amministrazione, un sindaco non può fare la differenza a livello della sicurezza e quant'altro. È vero però che un'amministrazione può mandare un messaggio e può farlo forte e chiaro. Sono dati proprio di qualche giorno fa che la polizia locale ha raddoppiato il numero di arresti per quello che riguarda appunto gli arresti di reati all'interno della città di Padova. Certo che non abbiamo risolto i problemi della criminalità, però sono dei messaggi forti e chiari. Questi messaggi hanno corrisposto anche a una tendenza dell'aumento del turismo, quindi mi rifaccio anche ai detti prima della percezione, per cui a me personalmente è capitato un caro amico che mi disse qualche anno fa: guarda, no, devo venire a Padova per studio, un architetto, però soggiorno a Vicenza, perché a Padova non mi sento sicuro. Oggi mi ha confermato che invece verrà a Padova e soggiornerà a Padova. Quindi sono piccole cose, però in realtà per il commercio, per una città, possono fare la differenza. E quindi è su questo che si deve lavorare sulla continua presenza nel territorio, ove serve si deve essere presenti, dove la polizia locale non ce la fa, perché purtroppo la polizia locale italiana è l'unica in Europa che è una sorta di polizia di serie B, dove non può fare questo, dove se ha la pistola è responsabilità sua, forse è bene anche che non tenga il manganello, perché anche il manganello sotto la sua responsabilità, perché abbiamo un corpo di polizia che dovrebbe andare a mani nude secondo il nostro governo. E allora tutta una serie di manovre che vengono fatte, e effettivamente non è solo una percezione, però la città di Padova, potrà confermarlo penso anche la Confcommercio, ha avuto un bel periodo abbastanza lungo dove le spaccate non si sono più viste nella città di Padova. Sarà che ci siamo impegnati anche facendo appunto un bando con le polizie private, che allora possono verificare e avere il famoso occhio vigile su tutte le zone della città, il centro storico di quartieri. Sta facendo una bella pubblicità all'amministrazione. No, però insomma sono dati effettivi, è un impegno che quotidianamente veramente faccio solo un esempio, guarda, solo uno. Io sono assessore al pronto intervento cittadino, no? Alle 2 della notte, la settimana scorsa, mi chiama una cittadina preoccupata che dice: ci sono 3 persone che tentano di entrare in un negozio. Sicché io mi sono attivato, ho chiamato, la polizia è arrivata immediatamente, questi si sono dileguati, il Paolo però che era lì, che è rimasto lì, il Paolo al telefono, la polizia non ha potuto fare niente, perché essendo Paolo
Distaccato a 5 metri più là, io sono al telefono e devo continuare a dire. Non c'erano elementi per poter effettivamente dire stavi commettendo un reato, non è bastata, voglio dire, quello che hanno testimoniato le persone lì, e quello è rimasto lì per altre ore, poi evidentemente ha capito, se n'è andato perché la polizia ovviamente cercava di verificare, eccetera. Cioè voglio dire, a Padova abbiamo avuto un magistrato che ha rilasciato, e questa è una cosa scandalosa, io ci credo poco poi al fatto che uno interpreta, che ha accoltellato dei carabinieri, va bene? E ha detto che non è pericoloso, basta che sta fuori da Padova, cioè allora può andarlo a fare in un'altra città. Cioè voglio dire, i magistrati hanno una responsabilità, inutile che mi raccontano le barzellette, hanno una responsabilità chiara. Quando un agente di polizia, che è colui che mette la vita tutti i giorni, con 8 euro di aumento di stipendio che gli hanno dato, una roba vergognosa che non si è mai vista. Credo 5 effettivi, vero? Sono 5 che poi effettivi quanti sono? Promessi, perché siamo ancora esatto. sulla parola. Allora voglio dire, questa è l'idea che questo governo ha di sicurezza e di rispetto dei cittadini. Paga e tasi, ma il paga e tasi però, giustamente come diceva l'imprenditore prima, Cesaro, diceva, ma a un certo punto però hanno una responsabilità questi signori qua. Allora io non dico che i governi precedenti, come tanti mi dicono, non hanno fatto niente, eccetera, eccetera. Io dico che oggi c'è un dato di fatto. I reati predatori, che sono fatti per la stragrande maggioranza da cittadini europei, per non dire rumeni, cioè a un certo punto voglio dire questi reati predatori li si prende, visto che sono all'interno dell'Europa, si fa un concordato, benissimo, tutti quelli che becchiamo qua fanno il carcere a casa tua, allora pagandoli ci costano meno in proporzione che metterli in carcere. Mi diceva, scusa, poi andiamo in pubblicità. Sono europei, benissimo. Siccome il signore diceva che stai facendo uno spot no, mi piacerebbe sapere due cose concrete. Dopo la pubblicità le chiede. Giusto per due interventi sul territorio padovano che l'amministrazione ha realizzato in modo, insomma... Aspetta che faccio finire la Baggio, un attimo solo. Logico che abbiamo proporzioni completamente diverse. Conosco personalmente il vostro sindaco perché era il sindaco mio a Cittadella. La stessa cosa è stata fatta una riunione unendo tutti quanti gli attori per creare sicurezza nel paese. Padova è diversa, problematiche diverse, ci vorrà tempo magari. Ma con quell'incontro abbiamo messo una cittadina in sicurezza, perché siamo diventati noi, direttamente con le forze dell'ordine, con i nostri, visto che il comandante dei vigili urbani e altri attori, il comandante dei carabinieri, ci hanno chiesto l'aiuto. Sul discorso che mi collegavo a quello di prima, hai la città sicura, io parlo sempre da genitore, il tuo figlio, la persona, l'amico, vieni e sai che sei un posto sicuro. Quanto abbiamo pagato noi Padova l'insicurezza? Cosa ci è costato in questi termini? Quello che dicevo prima, non abbiamo una ricerca in mano. E quanto tempo ci vuole per creare un'immagine nuova di Padova? Questo perché se il tuo amico ti dice vado a Vicenza, cambia idea, basta che ci sia un soffio e questo se ne va. Cioè non è che sei una città sicura, dobbiamo dimostrarla, dobbiamo lavorare. So che... almeno io parlo per esperienza diretta. Guarda, sono primi dati però. Sicura no. Beh dai, sicura. Insomma, però vedi, capisci. Perché noi siamo andati a livello nazionale, sembrava che Padova fosse diventata il paese, cioè la città da non venire per la sicurezza. Qualcosa sta cambiando, indubbiamente. Anche l'immagine ha la sua importanza, però faccio solo un esempio semplice. Quando è arrivato il nuovo questore, il nuovo prefetto, eccetera, e giustamente da chi vanno a chiedere un parere, com'è la città, chiede quali sono le criticità. Avevamo l'ex sindaco reggente Ivo Rossi che ha detto Padova è una città sicura. Questa è stata la frase che è diventata la barzelletta della città. Sono nati perfino gruppi Facebook che, voglio dire, prendevano in giro questa situazione. Come fai a dire che poi effettivamente quest'ora il prefetto hanno detto avevamo avuto un'impressione diversa, cosa ci avevate raccontato? Cioè, come poi a livello di responsabilità dire che Padova era una città sicura? Non lo è oggi, come poteva esserlo prima, cioè voglio dire, ci siamo accorti subito e poi la campagna elettorale è stato questo di fatto. No, ma l'ho detto già prima, è stata giocata. Bisogna essere seri, a un certo punto ammettere che c'è un problema, ci ha provato poi in fase elettorale, diciamo effettivamente. Se no, ma non entriamo nel merito politico poi delle elezioni, no, se no non finiamo più, però è chiarissimo il messaggio. Bisogna essere responsabili, sapere prendere delle responsabilità e dire è questa la situazione, affrontiamola insieme. Assolutamente. Andiamo rapidissimi in pubblicità che poi torniamo insieme, che c'è di Sommariva, però anche voglio a questo punto sentire l'intervento di chi rappresenta le forze di polizia e dopo naturalmente di chi invece rappresenta i cittadini e dell'avvocato che sta raccogliendo già appunti. Pubblicità. Stiamo dando lavoro all'avvocato?